Ciao tifosi del Napoli, lascia un like sul video e iscriviti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie dal nostro club del cuore. Forza Napoli! Giornata decisiva per il futuro di Alex Meret in maglia azzurra. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha incontrato oggi a Castel Volturno l'agente del portiere Federico Pastorello per definire il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Come ha riferito sul portale Gianluca Di Marzio, specialista mercato di Sky Sport, le parti sono molto vicine e stiamo lavorando per definirlo entro la fine dell'anno. Un incontro che segue quello di fine ottobre e che ha portato ad un maggiore riavvicinamento dal punto di vista economico. Il nuovo accordo dovrebbe legare Meret al Napoli fino al 2028, confermando la fiducia del club nel portiere classe 1997. L'ex giocatore della SPAL ha giocato 12 partite in Serie A in questa stagione, saltando solo 3 partite a causa dell'infortunio riportato nel primo tempo. Partita dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Il Napoli sta accelerando per rafforzare il proprio reparto difensivo in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Emanuele Cammarotto su napolimagazine.com, il club italiano è pronto a provare a riportare Kalidou Koulibaly dall'ombra del Vesuvio. L'Al-Hilal non si opporrebbe alla cessione del difensore senegalese. Antonio Conte ha sempre apprezzato il giocatore e lo accoglierebbe con piacere nella sua nuova avventura in azzurro. Il vero ostacolo, però, è rappresentato dallo stipendio. Il Napoli sarebbe disposto a mettere sul tavolo un contratto di 18 mesi con uno stipendio compreso tra 2 e 2,5 milioni di euro, cifre nettamente inferiori a quelle percepite attualmente da Koulibaly in Arabia Saudita. Per il senegalese, a 33 anni, sarebbe una vera scelta di vita. La Gazzetta dello Sport rivela l'interesse degli azzurri per il centrocampista olandese classe 2002. Il tecnico cerca qualità e partita a centrocampo. Il Napoli guarda all'Ajax in casa per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Conte aveva individuato in Kenneth Taylor il profilo ideale per completare il reparto. Il tecnico salentino cerca un centrocampista con caratteristiche ben precise, un giocatore che possa garantire qualità nel dribbling e collegamenti con l'attacco, seguendo le orme di Zielinski. A Conte manca un centrocampista, non Zielinski, ma qualcuno che gli assomigli vagamente, un uomo che abbia partita e anche buoni piedi, che indirizzi le uscite con il palleggio e garantisca raccordi con l'attacco. Il profilo del 22enne olandese dell'Ajax sembra rispondere perfettamente alle esigenze di Conte. Kenneth Taylor potrebbe intraprendere un'immersione totale che sarà utile per la prossima stagione, sottolinea la Gazzetta. Anche se mancano solo 23 partite alla fine della stagione, il club azzurro può accelerare nelle prossime settimane per garantire. Qual è la tua opinione, tifosi del Napoli? È una buona cosa giocare nella nostra squadra, voglio conoscere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti sempre al canale Forza Napoli.